causa dell'attentato a Parigi, l'alzabandiera odierno verrà issata a mezz'asta in rispetto delle vittime. Autorità civili e militari, signori ospiti, buongiorno. Oggi 15 novembre commemoriamo presso il Museo Storico Militare Vidotto i caduti in tutte le missioni nei teatri operativi in occasione del 12° anniversario della strage di Nassiriya. Non è facile descrivere in poche parole cos'è il Museo Storico Militare Vidotto. È certo che vi si respira storia a pieni polmoni. Sembra quasi un gioco di parole, ma invece è solo un tentativo di esprimere ciò che si prova quando si varca la soglia di questa struttura, pensata e realizzata e condotta da Franco, il direttore. Il Museo Storico Militare viene costituito nel 2012. Successivamente, nel febbraio 2013, il Comune di Jesolo concede l'interesse locale e nel novembre dello stesso anno la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Venezia dà il riconoscimento di museo. Nel giugno del 2014 viene inaugurato il museo con un'apertura al pubblico ed il mese successivo viene censito nella rete dei musei della Grande Guerra del Veneto. Nel giugno 2015 Franco viene nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica per aver costituito un museo storico militare privato, aperto al pubblico di tale spessore. Nell'agosto 2015 la Regione Veneto ha concesso il patrocinio per aver ideato e organizzato escursioni e visite didattiche tra il museo ed i luoghi della Grande Guerra locali, mirate alla scoperta del nostro territorio e alla conoscenza di questi importanti avvenimenti storici. Quasi superfluo sottolineare che in molti casi si tratta di pezzi, se non proprio unici, comunque molto rari, ma in alcuni casi si tratta di veri e propri cimeli di grande suggestione, oltre che valore, che Franco, con grande pazienza e disponibilità, cerca di reperire un po' ovunque, e con donazioni anche. Il museo conserva varie testimonianze di quanto alla vita militare. Occasione per sperimentare la vita dei soldati e comprendere come la guerra abbia mutato il paesaggio e l'esistenza delle persone. Presso il museo vi è una sala conferenze per i gruppi che organizzano sessioni di storia. Infatti ieri sera è stato presentato il nuovo libro del generale dei bersaglieri Luigi Scollo, A colpo sicuro, i tiratori scelti dal dopoguerra al 2000. Ospiti della giornata il signor Enzo Vanzan, alcuni bersaglieri coinvolti nella cosiddetta battaglia dei ponti, che ha meritato alla bandiera dell'11° Bersaglieri la croce a valor militare. Prende posto il generale Alessandro Guarisco, comandante della regione militare Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza del 1° Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, accompagnato dal comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, colonnello Alessandro Colaiaco.
procede con la cerimonia dell'alzabandiera. Ghetto, atten! Presenta! Urra! Onori! Alza bandiera! Ghetto, riposo! Nel 12° anniversario della strage di Nassiriya rendiamo omaggio a tutti i caduti nelle missioni internazionali. Ghetto, atten! Presenta! Urra! Onori ai caduti! Signore Gesù, per il sacrificio cruento dei nostri eroi, per la fede, la speranza, l'amore che li animarono a morire, per la tua bontà infinita, dona a loro la gloria, a noi la pace, all'Italia la prosperità.
Fa che sia ascoltato il grido del loro sangue. Fa che la patria sia degna di loro, perché essi morirono senza egoismo, santificarono il dovere e resero bello il loro sacrificio, offrendo a te, Dio della vita e della morte, la loro vita. Amen. Ja! An! Ribos! Prende la parola l'assessore, la signora Daniela Donatello, in rappresentanza del sindaco di Jesolo. Grazie. Buongiorno a tutti, a me il compito di portarvi i saluti e darvi il benvenuto della città di Jesolo. Nel ringraziare tutte le autorità civili e militari in questa giornata di ricorrenza, perché purtroppo fatti anche recenti ci fanno capire quanto è importante sicuramente l'opera dei nostri soldati. Ricordare oggi è simbolico poi tra l'altro tutti quanti le missioni di pace, nonostante questo sia la ricorrenza 12ª della strage di Nassiriya. Io vorrei però comunque fare un grande ringraziamento a Franco Vidotto e credo che sia nelle corde di tutti, perché Franco ha voluto questo, è un esempio, è qualcosa che noi abbiamo qui a Jesolo e che ancora purtroppo sotto alcuni aspetti non è ancora conosciuto. Tra le altre cose, almeno dalla mia parte, cercherò di intercettarlo in maniera diversa, anche perché venga posta a conoscenza non solo delle nostre scuole, dei nostri residenti, dei nostri comuni limitrofi, ma anche e soprattutto è un grande punto per la parte turistica. Non è la classica turistica, ma è storia, è la storia di tutti, è la nostra storia, ma è una storia che dobbiamo anche difendere anche nei confronti di chi ancora oggi ci sta dando sicurezza e dà sicurezza non solo a noi, ma anche a tutte quelle missioni di pace in cui i nostri soldati sono impegnati, al quale va il nostro grande grazie. Grazie, Assessore. Prende la parola il comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, il colonnello Alessandro Colaiaco. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto porgere il saluto a nome dell'11° Reggimento Bersaglieri che vi rappresento, a tutte le autorità civili, militari qui presenti, alle associazioni. Grazie per questo invito, è veramente un grande piacere essere qui. Mi sia consentito un ringraziamento particolare e il mio più vivo apprezzamento e calorosa riconoscenza al bersagliere cavaliere Franco Vidotto, organizzatore di questo evento, perché ancora una volta ha mostrato tutto il suo attaccamento alle istituzioni. Grazie Franco. E per questo con piacere ho accolto la richiesta di essere qui presente con un picchetto dell'11° Reggimento Bersaglieri, perché credo sia doveroso commemorare le vittime dell'attentato di Nassiriya e tutte le vittime degli atti di terrorismo. A loro va il nostro pensiero, a loro va il nostro doveroso omaggio per quello che hanno dato alla patria. Sono passati 12 anni, come è stato ricordato, da quel brutto attentato, quel barbaro attentato che è costato la vita a 12 carabinieri e 5 militari italiani che erano lì per una missione di pace, erano lì per portare la libertà, erano lì per far conquistare la pace ad un popolo
e veniva da un periodo di sofferenza. E quindi a loro va il mio referente e commosso pensiero, nella speranza che il loro sacrificio non sia stato vano, che il loro sacrificio sia servito ad un mondo migliore, sia servito a creare stabilità, più sicurezza nei confini nazionali, ma più sicurezza in tutto il mondo. Purtroppo le cronache di questi giorni ci stanno facendo vedere come sia difficile raggiungere una stabilità mondiale. Parlare di Nassiriya, per me che sono il comandante dell'11° Reggimento Bersaglieri, mi porta necessariamente a dover parlare anche del dopo Nassiriya, che come è stato accennato, dopo Nassiriya vede l'11° Reggimento Bersaglieri in prima linea, vede l'11° Reggimento Bersaglieri protagonista in una serie di scontri che per durata rappresentano i più lunghi conflitti a fuoco che ci sono mai stati dal dopoguerra e che ne sono valsi una croce di guerra al valor militare all'11° Reggimento Bersaglieri, che è la più alta onorificenza che sia mai stata concessa dal dopoguerra ad una unità dell'esercito italiano. E questo, con l'orgoglio di comandante, avevo il piacere di sottolinearlo e di ricordarlo. Questi giorni sono particolari, questi giorni e questo anno in cui sono avviate tutte le commemorazioni della Grande Guerra, ci stanno facendo vedere un risveglio di identità, un risveglio di orgoglio nazionale che con tante iniziative come questa organizzata oggi, come tante iniziative che sono state prese tra militari, tra civili, nell'intento di dare il giusto omaggio a tutte le nostre vittime. Vittime come quelle di Nassiriya che io porterò sempre nel cuore quei momenti di quel pellegrinaggio spontaneo all'altare della patria fatto di migliaia e migliaia di italiani che in maniera veramente spontanea si sono radunati per dare l'ultimo omaggio ai nostri soldati, un qualcosa di veramente toccante che fa capire come nei momenti difficili questo Paese sa ritrovarsi, questo Paese sa mostrare tutta la propria identità e tutto il proprio orgoglio. Grazie. Prende la parola il generale Alessandro Guarisco, comandante della regione militare Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza del 1° Comando Forze di Difesa Interregionale Nord. Autorità, associazioni combattentistiche d'arma, signore e signori, porto saluto del Comando Forze Difesa Nord a tutti quanti per questa odierna giornata, che è una giornata molto importante, non solo perché è il ricordo di tutti i caduti delle nostre missioni, ma perché oggi diventa una giornata doppiamente importante, perché il ricordo deve andare anche ai fatti appena avvenuti in Francia e precisamente a Parigi, dove anche persone civili hanno perso la vita. E come sappiamo, in tutte le guerre i civili sono quelli che pagano di più, il maggior numero di vittime. Ciò ci fa capire che quello che hanno fatto e che fanno coloro che operano all'estero come portatori di pace e non, come molti dicono, operatori, noi siamo custodi della pace. E quello che fanno non è altro che una parte di quello che deve interessare anche il cittadino d'Italia, perché spesso e volentieri, ne parlavo prima con il mio collega e fraterno amico, spesso la cittadinanza, il cittadino non conosce bene cosa fanno i militari, ma non è una professione, è un qualcosa di più, è una salvaguardia della democrazia e non è facile farla, nonostante noi operiamo in varie parti del mondo, abbiamo ancora questo problema che la democrazia è difficile da esportare, anzi in questo momento rischiamo pure di essere violentati nella nostra forma di democrazia da altri popoli che non comprendono. È proprio in questo momento che diventa essenziale l'unione tra
ciò che è militare e che rappresenta con le stellette, rappresenta l'istituzione e l'intera cittadinanza, perché la democrazia si salva insieme e uniti. In questo momento, che non è un momento purtroppo diciamo di terrorismo generico, ma come ha giustamente detto il Presidente Hollande e lo ha anche ribadito il Papa, si tratta di una guerra. È una guerra particolare, non è una guerra di quelle classiche o quella che in questo momento, come è stato citato, ricordiamo per il centenario della Grande Guerra. È una guerra particolare, ma è una guerra e questa va combattuta con i metodi più democratici e i metodi migliori possibili, cercando di evitare, proprio perché siamo custodi di pace, non è che a noi piace la violenza, non pensatelo. E quindi tocca insieme essere uniti per cercare di convincere che un paese deve vivere in pace e in democrazia. Quindi oggi è giusto, questo omaggio è doppio a tutti i nostri caduti, a tutti coloro che operano nelle varie missioni all'estero, ma anche a tutti i cittadini europei che vogliono vivere in un paese libero e democratico. Grazie Comandante. Prende la parola il direttore del Museo Storico Militare, il Cavaliere di Gran Croce Franco Vidotto. Buongiorno a tutti quanti. Dopo queste tre magnifiche introduzioni, chi mi conosce sa che mi è difficile levare il microfono, ma sarò veramente breve, perché non c'è nulla da aggiungere a quello che un grande comandante dell'11°, e non cito il numero, ma che lei, colonnello Colaiacono, ha fatto, e dal mio comandante Guarisco, assieme al rappresentante del comune di Jesolo. Credo che chi mi conosce, io ne ho date tante, ma voi oggi avete dato un'altra lezione, anche a me, e non ci sono altre parole da aggiungere, perché andrei veramente a non rendere omaggio a quello che veramente ho voluto nel realizzare quel manufatto a ricordo di tutti i nostri eroi. Permettetemi, perché questo? Perché orgoglioso di questa gente che oggi calca questo terreno. Io lo potrei dire così, tra virgolette, sacro per loro, perché sono rappresentati tutti. Permettetemi di ringraziare quelle fasce tricolori che rappresentano anche i loro comuni, con loro pertanto il mio comune di Jesolo, Salgareda, Musile, Pramaggiore, Meolo, Fogliano di Re di Puglia, perché Fogliano di Re di Puglia per me, assieme a tutti gli altri, e ringrazio il vice sindaco Tubetti, che poi vedete che gruppo di donne hanno messo in mezzo i due uomini, pertanto sono marcati bene a vista. Ben vengano le donne, queste donne, indubbiamente Fogliano, Re di Puglia, ci dice tutto, inutile che io aggiunga. Poi che cosa? Avere in mezzo anche a noi tanti militari dell'11° e non, perché c'erano tutti, dall'aviazione al logistico, alla Croce Rossa, a chiunque, ma avere quei personaggi, e li chiamo personaggi, dal comandante Scollo, il generale Scollo che era in quel momento, al nostro, mi permetto adesso di dirlo che non è più in servizio, tiratore scelto, Almisano, medaglia d'argento al valore, assieme al suo caporal maggiore Farfante che è assieme, feriti su quel vile attentato e che per fortuna una mano li ha salvati, che quell'RPG nel loro VM, che spero qualcuno mi aiuti, io ho già fatto le domande, voglio portarlo a casa per un momento, è un pezzo di ferro che è là all'11°, ma non dipende dal comandante, ma io ho già fatto domanda proprio perché sia una storia visibile ai posteri, per poter dimostrare questo. Vediamo se riusciamo a fare anche questo. Però dico, avere questi personaggi
Assieme qua non li nomino tutti, perché abbiamo tanti comandanti dell'11°, abbiamo tanti luogotenenti, abbiamo tanti militari, compreso l'onore di avere un picchetto armato che non è da tutti i giorni, non è da tutti i momenti. Vi dico grazie a chi è riuscito a darmi una mano affinché questa giornata fosse meritevole di quello che loro meritano. Vi chiedo scusa se non ho anticipato e chiedo scusa al mio Presidente della Repubblica, ma era nel mio cuore appunto darvi prima questo. Illustre Cavaliere di Gran Croce Vidotto, mi riferisco alla sua lettera del 28 settembre scorso, con la quale ha informato il signor Presidente della Repubblica della cerimonia commemorativa delle vittime di Nassiriya che si terrà nel 12° anniversario del luttuoso evento presso la Casa dei Bersaglieri di Jesolo. Al riguardo le partecipo all'apprezzamento del Capo dello Stato per la lodevole iniziativa che contribuisce a vivificare la memoria dei militari italiani caduti nel terribile attentato e nelle tante missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, nell'ambito della comunità internazionale per favorire condizioni di sicurezza ed il ripristino della sovranità nazionale in regioni martoriate da conflitti interni. Giungano a lei e dagli intervenuti l'auspicio per il buon esito della manifestazione e il mio cordiale saluto, assistente militare per l'esercito italiano. Grazie, signor Presidente. Comando Provinciale Carabinieri di Venezia, il comandante. Gentilissimo direttore, nel ringraziarla per il gradito invito alla commemorazione dei caduti nelle missioni di pace all'estero, mi rammarico di non poter partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali precedentemente assunti. Ho delegato pertanto il comandante della compagnia Carabinieri di San Donà a rappresentare l'Arma. Nella speranza di poter partecipare alle prossime iniziative, colgo l'occasione per formularle i miei cordiali saluti, colonnello Enrico Sulplizzi. Grazie. Comando 51° Stormo, il comandante, egregio direttore, desidero ringraziarla per il gradito invito a partecipare alla commemorazione in ricordo dei caduti nelle missioni di pace, evento in occasione del 12° anniversario della strage di Nassiriya che avrà luogo presso il Museo Storico Militare di Jesolo domenica 15 novembre 2015. Al riguardo spiace comunicarle che per impegni già consolidati e indeferibili in sede non mi consentirà di prendere parte alla circostanza come avrei desiderato e per la quale sarò rappresentato dal maggiore Leonardo Visceglie, ufficiale di questo comando. Nel augurarle il pieno successo della ricorrenza e nel ringraziarla per l'attenzione che mi ha riservato, l'occasione mi è gradita per inviarle i miei più cordiali saluti. Colonnello pilota Maurizio D'Andrea. Grazie. Si scusa anche della non presenza il nostro onorevole Prataliera, scusate, vedete appunto, ecco, non è che non do importanza e non scrivo i nomi, perché appunto cerco sempre di farlo più militare, ma vi ringrazio, ecco, si scusa della non, l'ho capito, oggi compie gli anni la mamma e ho detto per la mamma sei, diciamo, esonerato, non voglio dire perdonato, solo per questo, altrimenti non l'avrei perdonato. Regione del Veneto, il Presidente, pregiatissimo Presidente, ho ricevuto il gradito invito dalla cerimonia commemorativa per il 12° anniversario dei caduti di Nassiriya che si terrà domenica 15 novembre 2015 a Jesolo. Purtroppo, concomitanti impegni istituzionali di quali non posso esimermi, non mi consentono di essere presente. Sicuro della sua comprensione, auguro pieno successo all'evento e colgo l'occasione per porgere cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. Grazie. Ecco, io con questi messaggi credo di ringraziare tutti quanti. Ho detto sarò veramente breve ed è per questo che vi invito all'anno prossimo ad essere qui
Speriamo appunto che non succedano altri casi come questi, di dover abbassare ancora una volta questa bandiera a mezz'asta, ma di poter essere un pochettino, chiamiamolo un po' più, non voglio dire allegri, ma un po' più col sorriso. Signori, vi ringrazio. A margine di questo, ecco, mi dispiace che la non presenza del papà Vanzan, che era stata annunciata, ma non è riuscito a staccarsi da Orvieto, quale partecipa, perché anche i ragazzi di Jesolo da 10 anni organizzano un torneo di calcio proprio in memoria di questo giovane nostro. Pertanto è una forma che il circolo culturale diciamo, dei ragazzi del favela di Jesolo fanno, e qui io ho avuto l'onore sempre di avere il papà e di premiare questi ragazzi che vengono da tutta Italia proprio per ricordare il ragazzo. Non ci sono altri fini, capitelo, e questo va bene, che chiunque promuove qualcosa è apprezzabile. Pertanto la diciamo, consegna a quei ragazzi del torneo lo faremo dopo a margine, l'avremmo fatto ufficialmente se c'era il papà, questo loro mi capiscono e pertanto li ringrazio però anche di questo gesto che va fatto. Ecco perché, per chi non lo sapesse, avete visto che sotto la nostra lapide che io avevo eretto nel 2008 c'è questo intervento, c'è quel nome del lagunare Matteo Vanzan, poiché indubbiamente essendo un conterraneo non è che non potevo mettere i nomi di tutti gli altri, rappresenta tutti gli altri caduti nelle missioni fino ad oggi. Ecco il perché di questo. E qui ringrazio anche il papà appunto di Matteo, che è sempre col suo dolore ma è sempre presente col suo sorriso proprio per ricordare questi ragazzi che ci hanno lasciato. Sì, se in velocità, se vieni, Presidente, sì, se vuoi. Allora, ricordando anche quei due, perché non è che noi non ci ricordiamo dei Marò, sarò brevissimo. Va bene, signori, buongiorno, grazie per l'invito. Rappresento il Presidente nazionale dell'Opera Caduti Senza Croce, saluto le autorità civili, il signor Generale Guarisco, il comandante dell'11° e mi permetta di ringraziarla per il picchetto d'onore. Grazie. Quel giorno io ero a Baghdad a far servizio, all'ospedale Medical City in centro a Baghdad, come Croce Rossa. Sono arrivati i carabinieri del Tuscania e mi hanno detto: Maresciallo Santinelli, è successo un guaio. Abbiamo portato in ambasciata le Croce Rossine e io sono rimasto lì 2 giorni con loro. 4 carabinieri del Tuscania, Emilio e gli altri. Dopo 2 giorni Rossine hanno voluto rientrare per fare un servizio, visto che erano lì per quello. Ringrazio anche la vice ispettrice delle infermiere volontarie, Tiziana Trevisan, e consegno un libro che ha scritto il mio amico Tony Capozzo, il quale stamattina mi ha dato un messaggio, veramente stanotte alle 3 di notte, che lui adesso è a Parigi. E mi ha detto di portarti i suoi saluti, sono anche scritti nel libro. Lui ha scritto questo libro del segreto dei Marò perché noi non li dimentichiamo, come non dimentichiamo i caduti, non dimentichiamo quelli che sono vivi e sono lì non per colpa loro. Grazie signori. Grazie Maresciallo Santinelli. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, autorità civili e militari, a nome del direttore porgo un particolare saluto alle associazioni d'arma e combattentistiche intervenute e con un caloroso applauso terminiamo questa bellissima e toccante manifestazione. Possiamo dire, rompete le righe? Non rompiamo le righe, e vi ringrazio per tutti adesso i miei collaboratori, gradirei allenato voi quel gruppo alla volta, spostatevi sulla nostra sinistra e andiamo a prendere un bicchiere volentieri e poi da mettere il sorriso. Grazie.